Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del richiamo delle sirene e di quello che sta succedendo oggi in Italia, e qui abbiamo due circuiti che ho già proposto, ma che vorrei ribadire, di farli utilizzare le persone che seguono il Marietto Veneziano. Perché questo? Perché in questi giorni non è passato sicuramente inosservato di quel dottore che era e che è responsabile dalle parti di Verona, di un servizio, come si dice, un servizio per quelli che hanno fatto le vaccinazioni. In altre parole, un anno fa consigliava a tutti di fare le vaccinazioni, e oggi lui, che è responsabile delle terapie intensive, su sette, ripeto, su sette ricoverati in terapia intensiva, sei hanno la terza dose. Lo ripeto, su sette ricoverati per Covid, chiaramente in terapia intensiva, sei hanno fatto anche la terza dose. Quindi, per chi ha seguito il richiamo delle sirene, per chi questo richiamo è partito già dal 2010-2012, quando si pensava al salto quantico, alla nuova, alla nuova Gerusalemme, al quinto piano, agli angeli colorati, al Reiki, alla New Age, insomma, tutto quel minestrone di novità che poi, come avete visto, sono culminate con questo Covid, no? Dove praticamente con una dittatura farmacologica hanno costretto tantissime persone a fare i vaccini, e di conseguenza, come ha spiegato Marietto già tempo fa, stiamo per affrontare patologie che ancora non si conoscono, proprio perché purtroppo i dati parlano chiaro. Molte persone che hanno fatto il vaccino, purtroppo, guardate, l'altro giorno il mio verduriere di fiducia ha avuto un infarto e lui aveva già fatto due dosi. Lo ripeto, il mio verduriere di fiducia ha avuto un infarto, il dottore gli ha detto: guardi, lei ha un cuore da un ragazzino, è uscito dopo 2 giorni. E questo signore aveva fatto due dosi, quindi pensare male, come diceva Zio Giulio, si fa peccato, però ci si azzecca quasi sempre. Quindi adesso stiamo entrando in una fase di recessione, una fase di recessione economica, cui il vostro Marietto, per chi ha le orecchie ben pulite, si ricorda che già mesi fa spiegavo che sarebbe arrivata. Vi spiego già che dopo che il Movimento 5 Stelle cadrà, o se ne andrà, o verrà diluito, in Italia avverrà l'anarchia. Quindi prepariamoci a livello radionico, energetico, vibrazionale. Chi può acquisti sigilli di Mosè, che sono molto forti, chi può meno acquisti sigilli salomonici, e gli altri, se hanno qualche buona preghiera, oppure possono anche utilizzare questi circuiti, perché sta arrivando una marea di cioccolata che l'Ucraina, insomma, saremo quasi gelosi, proprio perché sta arrivando una guerra civile, un'anarchia. Quindi a tutte quelle persone che hanno sempre cantato che arrivava l'amore, il santo quantico, e il Marietto ha sempre spiegato che i russi ci avrebbero attaccato, a tutti quelli che fino a qualche mese fa gridavano a tutti i talk show, a tutti i social, che sarebbe ripartita la macchina economica italiana, e il Marietto ha sempre detto che sarebbero arrivati i tempi di pioggia. Certo, il buon Dio ci dà il vento, ma le vele le dobbiamo alzare noi, ci dobbiamo muovere, non dobbiamo farci prendere per il naso. Quindi tutte quelle persone che aspettavano una botta di vita, una botta di fondoschiena, il Marietto ha sempre detto che sarebbe invece arrivata una botta di cioccolato. Quindi cerchiamo adesso, se abbiamo il vento a favore, cioè abbiamo l'internet, abbiamo le conoscenze, di utilizzare questi due circuiti, perché avremo un autunno e un inverno caldissimo, con aumenti di gas sproporzionato, tasse sproporzionate, Covid che inizieranno con la quarta dose. E io ve l'ho detto,
conosco il verduriere di fiducia dove andavo, il medico gli aveva detto che aveva un cuore di un ragazzino, con la seconda dose ha preso un infarto e poi non continuo a dirvi cosa è successo. Comunque, la situazione non è facile sia per chi si è fatto il siero, che quindi incontrerà patologie che ancora non si conoscono, sia per la situazione economica che sarà durissima, ma per tutti quelli che hanno seguito il Marietto, per tutti quelli che hanno creduto, hanno fatto i sigilli, oppure anche per quelli che karmicamente, anche se hanno fatto il, il vaccino, chiaramente sono in piedi, mi ha detto, consiglio di utilizzare questi due circuiti. Questo per dare una scintilla alla propria vita e questo per dare una forza al proprio lavoro, proprio perché arriveranno momenti difficili in cui le sirene che hanno decantato un futuro rosa e miele, rose, fiori e miele, penso che dovranno ricredersi. Una volta ai tempi degli ebrei, i profeti, quando sbagliavano, gli decapitavano la testa. Oggigiorno, invece, questi profeti sono diventati politici e più sbagliano e più vengono innalzati. Quindi, cari miei, andate a vedervi sui vari canali dove il Marietto ha postato questi circuiti, questi video sui circuiti, come utilizzarli. Questo per il lavoro, per dare slancio al lavoro, forza al lavoro, per cercare lavoro e questo per dare una piccola scintilla in casa, in famiglia o anche alle persone quando sono un po' spente. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito e non perdete occasione di seguire il Degan e Marietto Veneziano. Noi per voi ci siamo sempre.